Chi è che denuncerebbe il fatto che ci sia qualcuno in nero, che si fa dei servizi o ci fa dell'altro? Sarebbe una cosa assurda. Qui sono degli incartamenti inutili. 180, 140 senza fattura, che è una roba che non dovrebbe esistere. Però la gente si adegua al dio denaro. No, assolutamente, non è questo il metodo, non è questa la via per il paradiso. Allora pensiamo che diventeremo tutti delinquenti qua, perché ci accusiamo uno con l'altro. Un questionario scovo evasori è la nuova arma messa a punto dal fisco per smascherare artigiani, imprenditori e professionisti che lavorano in nero. L'anno scorso ci aveva provato con gli enti locali, quest'anno il questionario sarà recapitato ai contribuenti, clienti di un professionista o di un imprenditore su cui è in corso un accertamento della Guardia di Finanza, invitati a dichiarare le spese effettuate e a denunciare tutti i pagamenti, quelli leciti e soprattutto quelli illeciti. Un'arma ingiusta secondo le associazioni degli imprenditori che ribattono. Peccato che il primo a comportarsi male sia lo Stato. Su uno studio che abbiamo fatto tempo fa abbiamo calcolato 11 miliardi da recuperare immediatamente su commissioni, sottocommissioni, tutto ciò che serve alla politica e non serve ai cittadini, e si potrebbero tagliare e chiudere immediatamente. Finché non vedremo segnali di questo tipo è inutile che ci facciano la caccia alle streghe. Insomma, in tempi di crisi come questi già è difficile restare aperti in attesa dell'annunciata ripresa e un questionario simile non aiuta le imprese. Perciò diamogli la possibilità di poter lavorare, diamogli la possibilità di poter detrarre anche le proprie spese nelle aziende. Consideriamo che da noi in Italia, per mantenere la media europea delle tasse, cosa hanno fatto? Non hanno aumentato la percentuale, hanno diminuito ciò che si può detrarre. In Nord Europa un imprenditore dichiara ogni spesa fatta per l'azienda e il motivo è semplice. In Finlandia un datore di lavoro ha detratto persino un televisore al plasma da 75 pollici posizionato nella sala mensa dei dipendenti. Amara la conclusione di Federcontribuenti. In Italia il classico imprenditore sarebbe andato dall'amico dell'amico, l'avrebbe pagato metà in nero e l'avrebbe piazzato lo stesso.